non c'è solo la tecnologia, ma c'è il rapporto umano. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Io sono Giacomo Brunoro e oggi siamo a Rovigo nella sede di Evomatic, azienda che è radicata qui nel territorio, e partiamo subito a chiedere a Sabrina Formica, una delle socie dell'azienda, qual è la storia di Evomatic. Allora, Evomatic nasce nel lontano 2000 da un'iniziativa di un gruppo di professionisti che arrivano da competenze informatiche e di automazione industriale. E fin dall'inizio il nostro obiettivo è stato quello di usare la tecnologia non come fine, ma come mezzo per semplificare la vita delle aziende. E siamo cresciuti nel territorio e abbiamo deciso di rimanere nel territorio per dare il nostro contributo anche al Polesine e farlo conoscere anche a livello nazionale. Infatti siamo partiti dal Polesine e nel tempo ci siamo allargati a tutto il territorio nazionale. Chiederei a questo punto a Giovanni Borghi, un altro dei soci, allora proprio quali sono le scelte che permettono a un'azienda di passare da player locale a realtà nazionale, perché sembra facile a dirsi, ma immagino che non sia poi così facile da tradurre concretamente una realtà del genere. Diciamo che la scelta importante dell'azienda è stata quella di sviluppare soluzioni aperte, quindi non soluzioni chiuse, quindi evitare soluzioni troppo verticali. Quindi abbiamo sempre sviluppato piattaforme quindi modulari che si potessero adattare e parametrizzare in base alle necessità dei nostri clienti. Abbiamo in parallelo investito molto sul personale, sul capitale umano, che è sostanzialmente diciamo, la parte trainante della nostra società, quindi costruendo quindi competenze interne e rapporti diciamo, di lungo periodo con i nostri clienti e partner. Questo ci ha permesso quindi di crescere in maniera solida, rispondendo alle esigenze dei nostri clienti, oggi anche su scala nazionale. Ma signora Sabrina, poi dal punto di vista pratico, perché cosa vuol dire innovare? Innovazione è una parola che a volte diventa una parola vuota, si ripete, ma poi voi che avete a che fare quotidianamente con i clienti che pretendono giustamente anche delle soluzioni, come traducete la parola innovare nel lavoro di tutti i giorni? Allora, per Evomatic la parola innovazione non significa solo introdurre tecnologia, assegnare un software, installare un software, ma vuol dire venire incontro alle esigenze del cliente e calare appunto la tecnologia in base alle effettive esigenze del cliente, in modo che si risolvano i problemi anziché crearli, che a volte succede, imponendo una tecnologia che è completamente estranea alle necessità del cliente. Innovazione poi vuol dire anche andare ad efficientare processi e a creare cultura nelle aziende in cui si entra, quindi il nostro supporto è anche quello appunto di creare cultura, di creare conoscenza e allo stesso tempo questo viene fatto inizialmente all'interno della nostra azienda, perché parte fondamentale del nostro lavoro è appunto la formazione continua dei nostri ragazzi ed è un lavoro che non ci permette di annoiarci mai, fortunatamente. Ma poi nella vita quotidiana, nel rapporto con il cliente, voi siete un system integrator, quindi conta di più adattarsi o creare da zero? Perché immagino che abbiate anche tante esigenze da sviluppare sul già fatto da parte dei vostri clienti. Allora, in realtà è una cosa e anche l'altra, nel senso che il creare da zero spesso è molto più complicato, però dà delle garanzie e ci permette a noi di dare delle garanzie al cliente finale. Dall'altra parte il fatto di prendere qualcosa di già fatto e integrarlo, appunto noi come System Integrator, ci permette di essere molto flessibili e per questo di riuscire ad adattarci a tutte le richieste dei clienti, indipendentemente dallo stack tecnologico che adottano, piuttosto che le competenze interne che hanno. E quindi la verità sta un po' nel mezzo, no? Quindi va bene il mantenere e cercare di integrare il più possibile, però
nel momento in cui ci sono forti difficoltà e necessità di garantire risultati, è necessario rifare da zero o fare insomma ex novo. Grazie, ringrazio Federico Borghi. Avete visto Federico e Lorenzo, perché c'è già in corso un passaggio a una seconda generazione, cosa che sappiamo che è sempre critica nelle aziende del nostro territorio, poi magari ne parleremo. Ma a proposito di criticità, una parte importante dell'innovazione è data oggi dalla digitalizzazione, però è un campo in cui spesso si possono commettere errori. Quali sono i più comuni, quelli con cui vi confrontate più spesso? Ma direi, secondo quella che è la nostra esperienza nel rapporto quotidiano con i clienti, con gli enti pubblici, le aziende con cui ci relazioniamo, è sicuramente il rischio è quello di approcciare la digitalizzazione come un semplice processo tecnico. In realtà questo è certamente anche un processo tecnico, ma che richiede un grande investimento in cultura, come diceva Sabrina poco fa. I processi che sono già presenti nelle realtà in cui noi ci inseriamo vanno adattati culturalmente all'innovazione digitale, la digitalizzazione, perché se no si creano degli ostacoli, si creano delle resistenze anche interne alle strutture e questo comporta che al posto di evolvere si rimanga ancorati o peggio ancora arenati rispetto all'innovazione. Sabrina, hai detto prima che avete iniziato l'attività nel 2000, quindi più di 20 anni fa. Qual è stata la fase più critica di questa storia aziendale, tenendo conto che anche oggi poi stiamo vivendo tempi molto critici? Sì, appunto per questo non possiamo parlare di una crisi critica, cioè di una fase critica, ma diverse fasi abbiamo dovuto attraversare in questi 26 anni ormai. Quindi possiamo parlare del Covid, possiamo parlare della crisi internazionale, della guerra e anche fasi particolari all'interno della nostra azienda, perché siamo passati da 4 fondatori, siamo adesso a 30, quindi le fasi sono state abbastanza problematiche, insomma. Comunque ogni fase problematica abbiamo cercato di superarla attraverso comunque le competenze, attraverso lo studio, come dicevamo prima, la formazione a tutti i livelli, sia la parte apicale sia la parte base, cercando di circondarci di persone capaci che avessero le competenze giuste per affrontare appunto le problematiche che dobbiamo affrontare ogni giorno. E adesso ci stiamo confrontando con l'intelligenza artificiale e dobbiamo comunque, oltre a questo argomento, dobbiamo distinguerci dagli altri anche in termini di qualità, quindi ci siamo certificati 9001 e abbiamo acquisito da poco anche la ISO 27001 per quanto riguarda la sicurezza dei dati informatici. Sì, perché poi comunque immagino che l'innovazione è anche nel campo delle sfide, nel senso che ogni giorno c'è un problema nuovo e ce ne saranno sempre anche in futuro. Assolutamente, quindi avendo una buona base e anche una buona capacità di adattamento, come diceva prima Federico, dobbiamo trovare anche persone che sposino la nostra cultura di affrontare le problematiche prendendosi in carico le responsabilità. Ecco, abbiamo guardato indietro, proviamo a guardare avanti. Tra 5 o 10 anni, quale sarà il futuro di Evomatic? Quali saranno secondo voi le trasformazioni, le sfide da affrontare? Allora, passo la parola alla parte nuova generazione. Allora, in uno scenario del medio periodo, quindi 5-10 anni, vediamo una doppia trasformazione. Da un lato un ampliamento dell'integrazione, quindi tutto quello che riguarda il nostro parco clienti e tutti i servizi che offriamo sempre maggiormente integrati con i software esistenti. E dall'altra parte vediamo un ruolo, un posizionamento della nostra società in un ruolo sempre più consulenziale. E questo per una serie di motivi, tra cui il fatto che si è semplificato molto lo riuscire a produrre codice e quindi una velocizzazione delle personalizzazioni per i clienti che ci porta naturalmente a trasformare un po'
il nostro business nel creare soluzioni partendo da un contesto modulare e orizzontale sempre più verticali per i singoli clienti. E per cui ecco, le aziende non chiedono solo il software così com'è, non chiedono solo il software, ma chiedono dei partner, in questo caso noi, capaci di guidarle in scelte strategiche complesse, e ovviamente ecco, noi saremo pronti e dobbiamo essere pronti, e in questo senso cercheremo di investire sempre di più in competenze dirette e indirette, in ricerca e qualità dei processi, come testimonia insomma le certificazioni che abbiamo preso e aggiornato quest'anno. Lorenzo, abbiamo accennato alle criticità di questo particolare momento storico che stiamo vivendo. Per quanto riguarda il mercato, quali sono le note dolenti, i punti critici con cui vi dovete confrontare? Sicuramente i punti di maggiore attenzione sono legati all'evoluzione delle normative e alla nascita e allo sviluppo di tante nuove possibilità, ma anche rischi dettati dall'intelligenza artificiale. Il mondo del software è un mondo che è primariamente toccato da questa tematica, e se si è in grado di utilizzare, di sapersi adattare a questa nuova tecnologia, può essere un grandissimo boost per la produzione, cioè per la produttività e anche per la qualità dei servizi che possono essere erogati. D'altro canto, se non si hanno le competenze e anche la rapidità per potersi inserire in questo contesto, può diventare un rischio, e questo noi lo stiamo affrontando sicuramente tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista di formazione anche culturale e di formazione verso i nostri clienti, nel trasmettere il valore del supporto umano, dell'assistenza da parte del nostro personale tecnico che è qualificato per fare la formazione, per fare l'affiancamento, lo startup dei progetti, perché poi alla fine quello fa la differenza, oltre alla mera produttività, diciamo, che può essere aumentata dall'intelligenza artificiale. Non c'è solo la tecnologia, ma c'è il rapporto umano. E questo è particolarmente interessante perché tanti vostri colleghi in questo ciclo di interviste hanno proprio sottolineato che l'innovazione da sola non serve a niente se non ci sono le relazioni umane, soprattutto penso oggi, anche in un settore come il vostro, che quello che hai fatto ieri è già vecchio perché domani esce qualcosa di nuovo. Penso che sia veramente interessante coltivare queste relazioni umane. Diciamo che questo è il valore aggiunto ed è quello che ci ha permesso di crescere così nell'arco di questi 26 anni, perché avendo delle relazioni con i nostri clienti, partner e anche collaboratori, abbiamo dei collaboratori storici, sono con noi dall'inizio, e anche i nostri clienti e i nostri partner che sono fornitori, ma comunque costruiamo insieme progetti, perché appunto si è instaurato questo clima di fiducia e riuscire a portare avanti dei progetti comuni, perché c'è fiducia reciproca, non si fa solo per il mero business, ma si fa proprio per creare qualcosa di valore, ecco. Sì, molto, molto interessante. Io a questo punto direi che vi posso salutare, vi ricordo di iscrivervi a Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto, potete seguirci su YouTube, su Spotify per sentire e vivere anche storie artigiane a tutti i livelli e per capire anche le 1000 specificità di un mondo del lavoro che è sempre in evoluzione. Io a questo punto saluto tutto lo staff di Evomatic e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!